Per me è molto importante essere qua in questo convegno, in questa festa nazionale e internazionale dell'infermiere, per asseverare quanto oggi sia necessario un approccio integrato sia fra ospedale e territorio, sia fra medici, infermieri e tecnici nell'esecuzione, nella messa in pratica di tutta la regia e di tutta la catena di comando utilizzata nelle maxi emergenze. È fondamentale utilizzare un sistema integrato perché solo così possiamo sfruttare al meglio le risorse dell'azienda sanitaria e le risorse umane, facendogli fare esattamente le competenze per cui sono stati preparati. La giornata di oggi vede tanti professionisti confrontarsi sul concetto della maxi emergenza, delle catastrofi e dei rischi da catastrofe chimica e biologica. Sicuramente grande contributo alla cultura dell'emergenza territoriale, soprattutto per affrontare quelle situazioni così gravi che spesso mettono a dura prova i sistemi sanitari del mondo. Oggi iniziamo a parlare di maxi emergenza in maniera concreta, in maniera seria, al fine di poter creare una struttura incrementata, una struttura ben coordinata che possa intervenire nelle misure in cui si possa verificare una maxi emergenza, una catastrofe ambientale, sociale, sanitaria nel nostro territorio. La SEUS 118 Sicilia dà supporto tecnico-logistico alle centrali operative della regione siciliana. La nostra azienda, appunto, in caso di allerta per un incidente maggiore, max emergenza o catastrofe, mette a disposizione delle centrali operative, appunto dei mezzi di logistica, una centrale operativa mobile e mezzi allestiti appunto per intervenire in modo veloce, celere e dare un giusto contributo per l'evento. Il numero di emergenza 112, istituito in Italia, è il numero istituzionale che permette al cittadino, componendo il numero 112, di attivare immediatamente i soccorsi in caso di emergenza. Per quanto riguarda l'allettamento dei soccorsi, il NUE gestisce tramite le centrali uniche di risposte presenti sul territorio le chiamate da parte dell'utente, smistandole poi successivamente, dopo una breve intervista telefonica, all'ente secondario che avrà materialmente il compito di gestire l'emergenza. Una giornata importante oggi per la sanità siciliana e della provincia di Agrigento, naturalmente un tema di assoluta importanza e purtroppo di assoluta attualità, ci ha permesso e ci permetterà di approfondire tutte le tematiche relative alla maxi emergenza, sia convenzionale sia non convenzionale NBCR. È sicuramente un momento di confronto importante anche tra gli addetti ai lavori, quindi grazie all'OPI di Agrigento per questa bellissima giornata. Da alcuni anni il rischio NBCR, l'acronimo di nucleare, biologico, chimico e radiologico, ha assunto un'importanza notevole per quello che riguarda anche l'aspetto sanitario, quindi la gestione del rischio NBCR da parte dei sanitari, medici e infermieri è assolutamente all'attenzione, e questo necessita di una continua attività di aggiornamento e soprattutto di addestramento. Il rischio emergenze NBCR è un rischio che viene definito non convenzionale perché travalica i normali schemi dell'emergenza, della maxi emergenza. Ringrazio l'OPI per aver invitato la SEUS a questo importante convegno che tratta sulle maxi emergenze. La sinergia tra la SEUS e l'OPI, nel senso degli infermieri, è importantissima in questo settore. La SEUS è presente nelle maxi emergenze, giusto un accordo regionale con l'assessorato alla sanità servizio 6, di gestire questi fenomeni di maxi emergenza, e ci siamo attrezzati a ciò con delle centrali operative mobili che gestiscono la chiamata anche al di fuori di quelli che sono i canali, diciamo, istituzionali,
delle centrali operative, con mezzi e con uomini, proprio per dare una capacità di risposta sia nelle maxi emergenze che nella gestione dell'emergenza nei grandi eventi, per cui è un passaggio importante. Naturalmente lavoriamo in sinergia con gli infermieri delle aziende ospedaliere che si sono resi utili ed è un servizio molto utile per la comunità. Inoltre tengo a sottolineare l'importanza che ha la SEUS nella gestione del NUE, cioè nella gestione quindi di quell'organo che gestisce la chiamata, e quindi con grande apprezzamento ringrazio l'OPI, ringrazio anche il mondo infermieristico per il contributo fattivo che danno in queste situazioni spiacevoli, però in cui naturalmente è ancora più importante quel senso di coesione e di organizzazione. Una seconda giornata delle giornate agrigentine che a seguito della prima fatta nel 2019, che purtroppo è stata precursore di una grande pandemia che ci ha afflitto per circa 2 anni. In quell'occasione avevamo anche una tenda di decontaminazione NBCR che gentilmente ha portato il dottore Marco Palmeri, che ne è il responsabile. In questa occasione invece abbiamo montato una tenda di un posto medico avanzato. Questo per far capire quando ci sono degli eventi particolarmente catastrofici che coinvolgono diverse persone e quindi ci sono diverse vittime, come la macchina organizzativa dei soccorsi deve muoversi. Sicuramente sarà impegnato l'ospedale, il territorio, la protezione civile, per cui tutto questo ha bisogno di un efficiente coordinamento affinché si possano salvare più vittime rispetto all'evento stesso, che può essere un'alluvione, può essere anche un qualcosa di batteriologico. Sappiamo adesso che stiamo vivendo nelle nostre vicinanze delle guerre importanti che speriamo non succeda mai, ma che potrebbero sfociare in qualcosa di catastrofico anche a livello chimico, batteriologico e quant'altro.